Estate insanguinata, un morto ogni 5 giorni. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, edizione di martedì 23 settembre 2025. La notizia la troviamo a pagina 3 del Gazzettino di Belluno. Una missione estiva 2 giorni fa per Falco 2, solo una pausa autunnale per il secondo elicottero in forza al SUEM 118 con base all'aeroporto di Belluno che riprenderà il volo il 5 dicembre. Intanto si tirano le somme delle attività di soccorso nel periodo tra il 1 giugno e il 21 settembre 2025 con ben 177 persone che ogni giorno erano in campo nella rete di emergenza e urgenza, 2 equipe di elisoccorso, 20 medici nei pronto soccorso e nei punti di primo intervento, 72 infermieri, 30 OSS e autisti, 45 volontari di ambulanze più gli uomini delle squadre a terra di soccorso alpino e guardia di finanza. Squadre di persone e mezzi che presenti 24 ore su 24 hanno risposto bene alle richieste, ha affermato il direttore generale dell'US numero 1 Dolomiti Giuseppe Dall'Ben. In particolare l'elisoccorso ha coperto le chiamate per 15 ore al giorno, dalle 6 alle 21. Le chiamate al SUEM 118, sempre nel periodo 1 giugno e 21 settembre, ammontano a 15.030 con 6.706 uscite. Si tratta di un più 3,9% rispetto al 2024, precisa Dall'Ben. La media giornaliera è stata di 5 missioni, con 3 giornate da paura ed elicotteri gialli sempre attivi. Il 18 luglio 11 le uscite, 31 luglio 13, 11 agosto 14. Tra le aree di intervento spiccano Cadore da Gordino, ma a farla da padrone è Lampezzo che mostra il record. Ben 23 sono state le chiamate per andare in aiuto a persone in difficoltà lungo i sentieri che portano al rifugio Vandelli e al lago del Sorapis. A proposito di età delle persone soccorse, la fetta maggiore riguarda la fascia tra i 50 e i 64 anni, seguita da chi ha tra i 65 e i 79 anni. Le persone soccorse per un terzo, pari al 28,4%, sono residenti in provincia di Belluno, il 22% in Veneto, il 22,3% da Extra Veneto. Ma c'è un dato che colpisce, così sintetizzato da Dall'Ben: il 26% è rappresentato da stranieri, con un salto in crescita di 4,5 punti rispetto al 2024. Dall'Ben, elencando i dati, ha sottolineato che rispetto all'anno scorso si registra una buona notizia: il numero di accessi al pronto soccorso è diminuito. Durante la stagione estiva era stato rinforzato, seppur con diverse modalità, pure il servizio ambulanze ad Alleghe, Alpago, Auronzo e Livinallongo. Falco come un taxi nel 2024 ha incassato solo il 37% dei conti. Altro approfondimento di Daniela De Donà: non facile incassare i soldini dovuti per la chiamata di soccorso. Certo non si tratta di noccioline per chi si è trovato in difficoltà, spesso illeso a causa di stanchezza in preparazione e percorso sbagliato. A tutti l'USL numero 1 invia la fattura. E dopo aver letto questa notizia in primo piano sull'edizione del Gazzettino di Belluno, passiamo alla prima pagina sempre del quotidiano bellunese, il Gazzettino, che purtroppo si apre con 2 lutti. Cade poi l'agonia e la morte, Daniele dona gli organi. Infortunio in casa, 58enne si spegne dopo una settimana. Cade dalla scala mentre esegue alcuni lavori in casa. I soccorritori del SUEM 118 guidano la figlia nelle manovre rianimatorie in attesa dell'arrivo dei medici. Un'operazione fondamentale che purtroppo non è però bastata a salvare la vita di Daniele Capraro, 58 anni, morto dopo una settimana di agonia all'ospedale di Treviso, dove era stato portato d'urgenza. I familiari hanno voluto compiere un grande gesto d'amore donando gli organi di Daniele, contribuendo così a salvare altre vite. Non solo, per ringraziare il SUEM per la professionalità e l'umanità, la famiglia ha deciso di devolvere al reparto le offerte che verranno raccolte durante il funerale. Il tragico incidente domestico risale a domenica 14 settembre. Daniele Capraro, 58 anni, residente a Paluc nel comune di San Gregorio nelle Alpi, stava eseguendo alcuni lavori nella sua abitazione. Era in cima a una scala quando ha improvvisamente perso l'equilibrio ed è precipitato a terra battendo con violenza la testa. L'approfondimento di Scarton a pagina 6. E un altro lutto ha colpito la comunità di Danta di Cadore: malore fatale in spiaggia, deceduta insegnante e consigliera comunale. La comunità di Danta è in lutto per la scomparsa improvvisa di Anna Maria Doriguzzi Bozzo, consigliere comunale ed ex insegnante molto stimata. Aveva 73 anni. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto. Siamo ad Ascoli. L'approfondimento di Toscani a pagina 13. La notizia letta poc'anzi: Dolomiti, una vittima ogni 5 giorni, il dato diffuso da USL e SUEM nel bilancio dell'estate 2025, dei soccorsi quasi la metà degli stranieri non paga. E la foto di copertina è la seguente: il docufilm 100 anni dall'apertura della via Solleder sul Civetta, quel sesto grado è entrato nella storia. L'appuntamento sabato a Caprile verrà presentato al documentario sui 100 anni della via, l'approfondimento a pagina 10.
Capoluogo, Belluno, da Casa Bortotta a Pradeluni, ecco il sentiero sul Lardo. Inaugurato ieri mattina al Mulino il primo stralcio del sentiero del Lardo, un tratto di circa 2,5 km che va da Casa Bortotta fino a Pradeluni con l'attraversamento del torrente Medon. Si tratta del primo passo concreto di un progetto di grande respiro che ha l'obiettivo di collegare l'area naturalistica della fora del torrente Arto con il centro storico di Belluno. Le parole del vice sindaco Paolo Gamba. L'articolo di Federica Fant a pagina 2. Accampati in riva al torrente, i dispersi della Val Calcino volevano vivere un'esperienza lontani dal mondo, inesplicarsi lungo sentieri poco battuti, solamente loro due e la natura. L'escursione che avevano previsto di completare entro domenica sera è però stata più complessa del previsto e ha richiesto un'ulteriore notte all'addiaccio. I due amici però non sono riusciti ad avvisare i familiari a casa che non appena hanno visto che i due uomini non facevano più ritorno, hanno fatto scattare l'allarme mettendo in moto la macchina dei soccorsi. I due sono stati individuati in fondo a una gola, ma una volta raggiunti hanno rifiutato gli aiuti. Stiamo bene, rientreremo domani. L'approfondimento di Scarton a pagina 8. Agordo tenta un furto al bar, coppia inseguita e bloccata dai clienti, poi la denuncia. Aveva adocchiato con la sua compagna la borsetta di una signora seduta al tavolino del caffè miniere, ma quando l'ha afferrata per rubargliela, un cliente che si era insospettito lo ha inseguito, imitato poi anche da altre persone che hanno raggiunto la coppia che nel frattempo si era liberata del malloppo. I due sono stati denunciati. L'approfondimento di Longhi a pagina 9. Sport, altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, la Dolomiti verso l'infrasettimanale, 1.000.000 di vicentini in arrivo a Fontana Fredda. E per quanto riguarda invece la pallavolo, la ricerca sportività, la provincia in risalita al 34° posto. L'approfondimento di Daurù a pagina 2. Spettacoli, pensieri e parole, 30 anni della rassegna più seguita. Al via a fine ottobre l'edizione 2025-2026 di un cartellone che l'organizzatore di Scoppio Spettacoli sa come arricchire di comici e cantanti. L'approfondimento a pagina 15. Questa quindi è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Notizie in primo piano, stagionali sempre più rari. A ottobre la selezione di Veneto Lavoro a Longarone, Cortina punta sulla professionalità. Lo staff dovrà essere poliglotta e preparato. Il settore dell'ospitalità ha bisogno di 1.800 dipendenti per l'inverno olimpico, ne mancano 600. L'Agenzia regionale Veneto Lavoro ha aperto le candidature per l'edizione 2025 di Incontro Lavoro Turismo Montagna Veneta. L'iniziativa di recruiting destinata al mondo dell'ospitalità. Appuntamento dal 6 all'8 ottobre a Longarone Fiere. L'approfondimento di Dalmas a pagina 18. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla scomparsa della ex professoressa e consigliere comunale del comune di Danta di Cadore, Anna Maria Doriguzzi. Danta di Cadore, questo richiamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, era in vacanza, un malore stronca la consigliera sulla spiaggia. Tragedia in vacanza a San Benedetto del Tronto. Anna Maria Doriguzzi Bozzo aveva 73 anni, era un ex insegnante di francese. L'approfondimento a pagina 31. Sentenza al Feltre, non fecero l'attacco e il paziente morì. 2 medici condannati. 2 medici sono stati ritenuti responsabili della morte di Giuliano Bolzano, un terzo è stato assolto. L'approfondimento di Sosso a pagina 23. Paolo Dalanese firma invece questo articolo che troveremo a pagina 29, ricorso al TAR contro l'orario sottoscritto da 210 genitori. Agordo scontro al Folodor. Verrà chiesta al tribunale di Agordo la sospensiva immediata del nuovo orario deciso dalla dirigente scolastica e l'approfondimento è appunto di Paola Dalanese. Nelle cronache, turismo in natura a Belluno, inaugurato il primo tratto del sentiero Lungolardo, collegherà l'alta via numero 1 al centro di Belluno. Il primo tratto va da Case Bortot a Pradeluni. L'approfondimento a pagina 20. Ancora dal capoluogo, donne da tutelare, arrivano le sentinelle contro le violenze. Parrucchiere, estetiste e istruttori di palestra saranno formati per riconoscere i segnali di disagio. L'approfondimento a pagina 22. A pagina 28 invece De Barba firma il seguente articolo: al pago, gesto dei sindaci, infoibati dei posti fiori, ricordiamo tutti i morti. La delegazione al bus della LUM, poi a Venal di Funes e al cimitero di Farra, un atto doveroso. La foto di copertina, la protesta dei 30.000 tra Marghera e Padova, in sciopero le scuole bellunesi, a Milano scontri duri. Mobilitazione per Gaza, slogan, cortei e disordini. Siamo a Marghera in questa foto perché ci sta guardando da Facebook o YouTube. I manifestanti bersagliati dagli idranti della polizia schierata a protezione del porto. Gli approfondimenti li troverete a pagina 2 e a pagina 5. E altra notizia di carattere regionale, Zayas vince Ricci nelle Marche, il quadro si complica in Veneto. Ovviamente parliamo
di prossime regionali. Anche in Veneto il programma è si va al voto domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. Favero Vannacci va cacciato, l'ex generale sono leghista. Altri approfondimenti di carattere politico che troverete in questo caso a pagina 9 del Corriere delle Alpi. E con questo richiamo termina l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi auguriamo una buona lettura con i quotidiani dedicati alla provincia di Belluno e un buon ascolto con i programmi di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.